queste figure non vedete una famiglia. Voi vedete 5 fantasmi. Madonna bella, è infestata sta casa, è infestata. Prego, accomodate, c'è il divano. Grazie. Prego. Io sono morto 1 anno e mezzo fa. Ah, è recente, Queste 2 figure di adolescenti, pulisciti il naso tu, e tu smettila, controllati, e lo fai apposta. È uno spirito di contraddizione. Dunque vi dicevo che queste 2 figure di adolescenti sono 2 morticini. Mamma. Io fui uccisa mentre amavo, nell'istante in cui le vibrazioni del mio cuore, del mio animo, dei miei sensi, capitemi, toccavano l'acme, e capite? Ho capito. Toccavano l'acme della completa felicità. Uccisa perché murata viva in una casa fredda e triste. Ah, ma voi siete la damigella! Fui una damigella, la mia vita era tutto un sorriso, ignara del male, propensa al bene, fiori e musica era la mia esistenza. Buttiamo a mani piene, mammole e tuberose, la petali d'ogni fiore, Ah, quelli erano tempi, mai ombra di peccato sfiorò l'animo mio. Stato quello che ti scommessa, dunque, che stavamo dicendo? Non mi ricordo. Gesù, allora non sarà sentito. No, stavo guardando la spiritella, che fa solo Ah, sì, che mi sono ricordato che la vostra vita era tutta musica, fiori, bei tempi. Ah, sì, statelo zitto voi. Mai ombra di peccato sfiorò l'animo mio. Ero fiorente, giovanile, ma dopo 1 anno e mezzo di morte continua. Che bello malegato, mamma mia. E il nobile cavaliere. È morto. E fu lui a volerlo. Cosa voleva? Cosa cercava? Cos'altro volevo fare per lui? Non gli facevo mancare nulla. Gli piacevano tanti cannelloni pieni di ricotta e spinaci. Perché stavano anche allora? Come no, le rifacevo io con le mie mani. Mi venivano certi dolori ai polsi. Armida, sono usciti i peperoni. Di Armida facevo i canonici in bottega. Armida sono uscite le melanzane. Di Armida faceva la parmigiana, la macchia a vestito, la piega a pantalone, il fazzoletto in tasca e l'altro preparato a puntino con sparso di quello bulbo che piaceva tanto a lui. Schifoso l'unico puzzolente. Tu a notte non ti ritiri e mi lascia a me con questi 2 capi morti. La Pozzinacci dice che io lo scoccio, che posso passare di mia vai a minuto secondo. Lo scoccio perché sono pelosa, grandissimo fedente, perché prendo cura di te, grandissimo schifoso. Ma lasciate tutti questi 2 morbidi che mi dovete credere, sono la madre, non mi firmando del brevetto. E se l'è sbagliato. E io, a chi aspetto? Le grazie di Cesare. Quale vantaggio mi ha dato quest'uomo? Prima il purgatorio, poi l'inferno, perché sono all'inferno. Ah, ma che sono anime dannate allora? Ma il paradiso per me non è mai venuto. Ma non verrà mai, signor, dice troppo brutte parole, come può venire il paradiso? Scusate. Prima di unirci fu tutto il tormento la nostra vita. Mi toccava di vederlo di nascosto, nottetempo, sempre col batticuore. C'era il divieto, in casa mi proibivano di vederlo. Ma aveva ragione, no? Chi? Come il grande di Spagna. Il grande di Spagna. Quello che erano il fieno del Nietzsche, signore. Il fieno del Nietzsche. No, fate la schifezza. La schifezza.
voi volete scherzare, che vi divertite a prendermi in giro. E potete mai voi signore dileggiare insieme tanto pietoso? Non vi fanno tenerezza queste due cose che vorranno essere miraggio di carezze perenne. Non ne posso più, non ne posso più. Pasquale Loiano! Non mi fate niente. Ma voi siete Pasquale Loiano? E come posso negarlo a voi che state nel mondo della verità? Tutto posso sapere, Pasquale Loiano, ma non voglio ammetterlo, sarebbe mostruoso se non sapete. Apri gli occhi, tu solo puoi salvarci e darci pace, con un gesto, con un ricordo di tu solo puoi salvare questa famiglia. Ma che posso fare? Faccila suscitare. Faccila venire delle messe cantate, delle rose. Ma no, che dobbiamo fare queste messe cantate? Mostrati a tua moglie quale sei. Ammazzala, sì, siamo Eccoti qua, e tu saresti l'anima buona, tutta casa, chiesa e carità cristiana, una libera, questo sei, quella tragedia, un cadavere dovrebbe essere reputo a Miragino. Ah, sei qua, oh nobile cavaliere, è in questa casa che vagate indisturbati. Sì, e pagherò sempre, è la mia condanna. No, queste non sono le tue figlie, venite qua. Sembrano 200.000 lire. Tu mi perdesti. Tu mi scocciasti, migliori anni m'hai l'inferno, l'inferno! Te lo dicevo, vabbè, non ne posso più! No, mi sfugge, attentata, non ne capita più. Io non ne posso più! Follia, a te, prendi queste due cadavere. Io sparisco. Il cadavere volevo che ci fosse e ci sarà. Non esistono, li abbiamo creati noi, siamo noi i veri fantasmi. All'amore!